Facciamo una breve introduzione della scaletta che avevamo previsto e facciamo parlare prima il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e poi riprendiamo con Filippo Berlusconi. Esatto. Il sindaco, che immagino abbia qualcosa da dirci anche sull'importanza e sul rapporto tra Cagliari e la regione. Prego. Allora, ottimista. Grazie, sì, ho chiesto di poter intervenire per un semplice motivo, per poter poi essere un po' più libero, per fare qualche telefonata e recuperare qualche voto, perché veramente i miei incontri in questi giorni, al di là dell'edicolante sotto casa, al quale è inutile che io tutti i giorni ripeta, anche perché lo sa, per chi deve votare, sperando che veramente voti per noi, o il negoziante sotto casa, o qualche commesso di via Manno, qualcun altro di via Alghero, qualcuno che incontro di via Manno e via Alghero, poi entro in comune e gli altri incontri che faccio sono quasi tutti con persone, come dire, già convinte, non sempre ovviamente per noi, quindi qualche minuto in più, avendo oggi la sera libera, l'ho voluto dedicare a partecipare a questa iniziativa di oggi, e ringrazio Francesco per averla promossa e organizzata, ma poi vi chiederò scusa, mi attaccherò al telefono per chiamare qualche amico. Stasera anche un ritrovo con i compagni delle medie, che comunque sono tutti residenti a Cagliari, elettori, quindi anche lì andrò per il proselitismo. Il fatto che io faccia queste telefonate, come dire, voi dopo il dibattito dovrete fare altrettanto, no? Fare qualche telefonata, qualche amico, anche perché, come sapete, coloro che sono indecisi o hanno proprio deciso di non andare a votare sono tanti, per una serie di questioni, la crisi della politica, la disaffezione, gli scandali che hanno allontanato anche buona parte degli elettori che hanno sempre votato centrosinistra. Quindi recuperare in una campagna difficile, perché le campagne elettorali che si svolgono in inverno sono tutte difficili, perché c'è poca gente in giro, è più difficile fermare le persone, il clima non aiuta, e quindi anche una telefonata a qualcuno che conoscete, ancora non avete sentito, perché possa votare per noi, per Sinistra Ecologia e Libertà, per Pigliaru, e poi per uno dei candidati, possibilmente di SEL, e perché no, anche per Francesco, visto che è uno dei candidati, no, male non fa, insomma. Due cose. Innanzitutto, negli ultimi 5 anni noi avremmo dovuto sorridere per 5 anni, questo almeno è l'auspicio. Così è, la Sardegna torna a sorridere, non credo fosse solo l'isola, ma anche i sardi. Ora, io non so quanti sardi in questi 5 anni abbiano sorriso. Non avranno sorriso nel successo Iglesiente, dove sono ancora in attesa di quella famosa telefonata di Berlusconi, non so se l'abbia fatta sabato, visto che era a Cagliari, non so se l'abbia fatta sabato quella telefonata a Putin, no? Vi ricordate? Chiamo io Putin, mettiamo tutto a posto, salviamo l'Eurolumina e tutto il comparto della chimica e delle imprese presenti nel successo Iglesiente. Ancora stanno aspettando non solo la telefonata, ma anche il salvataggio delle imprese. E così come tutti i disoccupati, i lavoratori. Insomma, non siamo tornati sicuramente a sorridere, come aveva detto Cappellacci, anzi qualche preoccupazione in più ce l'ha lasciata Cappellacci. Innanzitutto tratto alcuni temi. Il ruolo della regione. La regione dovrebbe essere un grande centro di programmazione su leggi chiare, possibilmente semplici, per dare indicazioni e indirizzi su ciò che i comuni dovrebbero realizzare. I comuni, le province, se continueranno a sopravvivere, dovrebbero realizzare. Invece la regione tende sempre, in un neocentralismo sia statale che regionale, a togliere competenze ai comuni, decidere anche per i comuni che cosa bisogna fare e sottrarre risorse, più rispetto alle competenze che trattiene e che non dà ai comuni. E allora, qual è ad esempio il ruolo che può svolgere la regione a favore della città di Cagliari?
I cittadini cagliaritani pagano sempre di più, e pagano sempre di più perché nel corso degli ultimi 5 anni i trasferimenti dello Stato e della Regione si sono ridotti, passando nel 2010 all'incirca il 50% delle risorse che il Comune aveva erano provenienti dalla tassazione locale. L'altro 50% era trasferimenti dello Stato, erano composte queste risorse, trasferimenti dello Stato e trasferimenti dalla Regione al Comune di Cagliari. Nel 2014 dal 50% siamo arrivati al 75%, in soli 4 anni, anzi 3 anni, visto che il 2014 è appena iniziato. Cioè ormai i cittadini cagliaritani pagano di fatto per garantire tutti i servizi che il Comune eroga, con un problema che riguarda i cittadini cagliaritani e non riguarda i cittadini di tutta l'isola, cioè non riguarda i cittadini di Las Palazzas ad esempio, che i cittadini cagliaritani pagano ma erogano servizi per un numero di persone di molto superiore rispetto ai soli abitanti cagliaritani. Quindi abbiamo i finanziamenti per 156.000 abitanti, ma abbiamo servizi, i trasporti, la raccolta dei rifiuti, eccetera, 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 per una popolazione di cittadini che realmente poi vivono in città. Pensate agli studenti fuori sede, 20.000 studenti fuori sede, non vengono calcolati nei 156.000 residenti. Eppure ogni cittadino, studente fuori sede, ben vengano gli studenti universitari, però ovviamente consumano e producono rifiuti per una cifra superiore ai soli abitanti cagliaritani, ovviamente, alla cifra che possono produrre solo gli abitanti cagliaritani. Ogni giorno in città entrano 180.000 veicoli. Allora, siccome le auto da sole non si spostano, è vero che hanno inventato i droni, però le auto per adesso da sole non si spostano. Almeno. È sicuro che l'auto in città entra con una persona almeno, che è l'autista, qualche volta con più di una persona. Quindi almeno 180.000 veicoli corrispondono a 200.000 persone che quotidianamente entrano in città. Che ovviamente le auto consumano l'asfalto, quindi c'è una manutenzione da fare, ci sono rifiuti che devono essere smaltiti, quindi per una popolazione di molto superiore rispetto alla popolazione residente. Ci sono presidi dei ministeri, le sedi decentrate dei ministeri, gli ospedali, il porto, l'aeroporto che comunque insiste sulla zona di Cagliari, gli assessorati regionali e tutti gli uffici degli assessorati regionali, che ovviamente comportano anche dei costi per il comune in termini di servizi che devono essere erogati. Tutto questo per dire che cosa? Che la città metropolitana risponde proprio all'esigenza di finanziare le città che offrono servizi metropolitani, se non addirittura a valenza regionale, non in base alla popolazione residente, cioè i 156.000 abitanti cagliaritani, ma in base ai reali servizi che offrono a una popolazione che, trattandosi della città capoluogo di regione, è verosimile vengano offerti a tutta la regione Sardegna. A tutta la regione Sardegna e a molti cittadini, molti di più rispetto agli abitanti. Allora l'Europa, per quello che è importante la città metropolitana, l'Europa dice che su tutta la programmazione 2014-2020, che sono diversi miliardi di euro, centinaia di miliardi di euro la programmazione a livello europeo, un 5% di tutte queste risorse sono dedicate alle città metropolitane. Indovinate chi, facendoci sorridere, si è dimenticato di fare la legge, siccome noi siamo a statuto speciale, unica città in Italia per cui siamo esclusi dalle città metropolitane? Presidente Cappellacci. Sulle città metropolitane presenti nelle regioni ordinarie interviene la norma nazionale che dice che dal 1 gennaio 2014 si attivano l'inizio di percorsi per la realizzazione delle città metropolitane. Per le regioni a statuto speciale ci hanno pensato le regioni, l'ultima la Sicilia, che è intervenuta con legge di recente, gli unici tagliati fuori siamo noi.
Ora, di quel 5% io ho ottimi rapporti con Ignazio Marino, con Giuliano Pisapia, con Enzo Bianco, insomma, con i sindaci, con Merola di Bologna, eccetera, eccetera, insomma, con i sindaci delle grandi città. Però non mi hanno, nonostante la simpatia e i buoni rapporti, non mi lasceranno quel 5% di risorse in attesa che la regione Sardegna vari una legge per la città metropolitana. Intanto loro presentano i progetti e prendono quel 5%. Poi possono presentarli anche sul resto, ovviamente, dei finanziamenti europei. L'unico che non li può presentare, almeno in una direzione, cioè sulle risorse solo ed esclusivamente dedicate alle città metropolitane, sono io e quindi tutti noi. Cioè vanificando quell'idea giustissima a livello europeo che dice nelle città, capoluogo di regione in particolar modo, ma comunque metropolitane, quelle città svolgono una funzione che non è solo per i cittadini e per la città, ma è una funzione strategica a livello regionale, se non addirittura in alcuni casi per più regioni. Pensate al porto di Genova. Non si può sostenere alla fine che la città di Genova e il porto di Genova svolgono un servizio solo per la città di Genova, no? Ma probabilmente anche per un bacino molto più ampio rispetto anche al territorio solo ligure, essendo un porto strategico. Ecco, questo in sintesi dice l'Europa. E quindi l'approvazione di una legge in quella direzione ci servirebbe. L'altra questione è, e cito solo due esempi, è la questione di Abbanoa. In teoria, come dire, una società che vende acqua dovrebbe star bene, no? Perché so, un conto è qualcuno che decide di mettersi sul mercato e vendere un prodotto di nicchia, no? Un cellulare ultimo modello costosissimo, però chi vende acqua dovrebbe sempre avere clienti, in teoria. Dovrebbe sempre avere clienti che sono i cittadini, che sono le imprese, e vendere un prodotto che è indispensabile per la vita delle persone. Quindi in teoria ha una garanzia di funzionamento, una sicurezza di funzionamento. Ora, l'idea che c'è sempre sotto è quella di privatizzare l'acqua. Mi lascio immaginare un privato che cosa possa fare con un bene fondamentale come l'acqua. Quindi non è che ci si possa privare. E in questi anni si è aggravato il problema di Abbanoa, invece che rimediare. È iniziato un percorso di risanamento bloccato e la regione non ha dato le risorse per Abbanoa. Io credo che una società con Abbanoa debba essere rimessa a posto nei binari corretti del governo delle risorse pubbliche e dell'utilizzo coerente con le finalità pubbliche di queste risorse in modo oculato e attento, però sono convinto che debba essere una società che possa svolgere un servizio pubblico fondamentale e possa anche, come dire, reggere sulle proprie gambe. Su quello non è stato fatto nulla, lo dico perché per citare appunto questioni che riguardano tutti e non questioni più di dettaglio. Mentre, e ho chiuso, l'ultima cosa che ha fatto la regione, ad esempio l'altro giorno ha tagliato il fondo unico di finanziamento per gli enti locali. 28 milioni di euro in meno che per il comune di Cagliari, vogliono dire, noi abbiamo approvato il bilancio a dicembre, adesso in giunta, lo stiamo portando in consiglio, lo porteremo dopo le elezioni in consiglio, e abbiamo meno 3 milioni e 100 mila euro. Meno 3 milioni e 100 mila euro nel bilancio. Perché? Non si capisce perché, cioè non si capisce come le utilizzino queste risorse a livello regionale. Tenendo conto poi che nella spesa più generale, Stato, Regione, Comuni, cresce in maniera smisurata negli ultimi anni la spesa dello Stato e la spesa delle Regioni. L'unica spesa che diminuisce è quella dei Comuni, che hanno sacrificato risorse, quindi i Comuni che erogano servizi fondamentali, diceva prima, lo dicevano Sergio Magia, Francesca Ghirra, pubblica istruzione, trasporti, servizi sociali, pulizia e manutenzione delle strade, raccolta dei rifiuti, eccetera, eccetera, invece che potenziare, quindi avere anche una crescita e uno sviluppo dal basso, gli unici enti che hanno sacrificato risorse per salvare lo Stato sono i Comuni, che hanno un taglio secco di trasferimenti da parte dello Stato negli ultimi anni di 15 miliardi di euro in meno.
per il comune di Cagliari ha significato tra il 2010 e il 2014 57 milioni di euro in meno solo negli ultimi 3 anni e mezzo. Eppure i cittadini sono sempre gli stessi, i servizi bisogna sempre erogarli, quindi una difficoltà in più. Per questo uno sforzo da parte della Regione, che potrebbe anche sbloccare il patto di stabilità accollandosi una parte e quindi sbloccare la spesa, potrebbe essere fatto. E chiudo su un'altra questione. Siccome siamo a Santeria, il ruolo della Regione nei confronti della città di Cagliari negli ultimi anni è stato questo. Siccome a parti invertite, no? Allora, un tempo la Regione era governata dal centro-sinistra e a Cagliari c'è un sindaco di centrodestra, Renato Soru, Emilio Fioris. Siccome i geni dico, se noi miglioriamo le condizioni di vita dei nostri cittadini, probabilmente, siccome la città di Cagliari, siccome la Regione all'epoca, a suo tempo, è finanziata è governata dal centro-sinistra e da Renato Soru, noi facciamo un favore a Renato Soru. E quindi il sindaco di Cagliari diceva, la Regione gli voleva dare 400 milioni di euro per Santeria, ricordate il grande progetto, tutta l'area? No, io rinuncio a quei soldi perché se no faccio un favore a Renato Soru. Furbi. Adesso a parti invertite, la Regione non finanzia con gli ultimi soldi rimasti, erano 400, sono diventate, non erano belli e forti, ma erano 400 milioni, sono diventati 37. L'altro giorno abbiamo scoperto che non ci sono più manco i 37, sono 15 forse, e poi dicono no, ma gli altri li troveremo nei prossimi anni. Ed erano soldi dedicati al recupero di quella parte di Santeria che è di proprietà della Regione, i palazzoni, tutta la zona di via Schiavazzi, il ferro di cavallo che c'è qua davanti, per la riqualificazione urbana di Santeria. Con 37 milioni di euro se ne fanno di cose, Cioè, tutto il progetto che vedete qua davanti, il lungomare, i parcheggi, tutta questa sistemazione vale 10 milioni di euro, con i sottoservizi eccetera. 37 per riqualificare tutte quelle zone sarebbero stati soldi tanti e ben spesi in quella direzione. No, siccome però se noi spendiamo su Santeria e poi in ogni singola mattonella del quartiere di via Scavazzi non si può scrivere che l'ha fatto Capellacci, no? Magari qualche cittadino di Santeria pensa che l'abbia fatto il sindaco di Cagliari, che è di centrosinistra, che sarei io. Allora è meglio non li furbi, meglio non far stare bene i cittadini di Santeria, perché altrimenti potrebbero dubitare o meglio avere qualcuno, qualche folle potrebbe pensare che l'ha fatto il sindaco di Cagliari. Meglio non fare niente, cioè quindi non è che glielo vai a raccontare, io glielo ho detto al Presidente della Regione, guarda vai tu, le ore fai tu, ci fai tu tutti i giorni, fai anche il direttore dei lavori, fai un po' quello che ti pare, però fai i lavori a Santeria, no? Non si sa mai che poi il giorno in cui lui magari sta male, non lo so, non può passare, poi ci passo io e quindi io gli dicono i lavori li sto facendo io. No, ma non sto scherzando, è andata così. E così su tante altre cose. Cioè, la Regione e le istituzioni non possono svolgere un ruolo a seconda di chi governa le altre istituzioni e gli altri enti. Svolgono un ruolo istituzionale a servizio dei cittadini per migliorare possibilmente le condizioni di vita dei cittadini, non sistematicamente per trovare i meccanismi per complicare la vita alle persone. Non sono istituzioni, non è senso di responsabilità, non è bassa o alta politica, è follia non intervenire avendo le risorse per migliorare le condizioni in quartieri che avrebbero grande bisogno. E con la Regione, spero, amministrata, governata dal centro-sinistra e da Pigliaru, potremmo riprendere quel grande progetto per il quale serve il lavoro ovviamente comune, della Regione e del demanio. Strano caso il demanio è d'accordo, indovinate un po' chi non è d'accordo? La Regione, sul presentare un progetto per Calamosca, Santeria, la Sella del Diavolo, di riqualificazione anche ai fini turistici, di turismo sostenibile, quindi lavoro, presentandosi tutti insieme a queste istituzioni questo progetto a valere sui fondi 2014-2020 dei programmi di finanziamento europei.
serve insomma un cambio di passo e anche di persone alla regione perché queste cose possano essere realizzate. Ho finito, nel senso che in bocca al lupo a Francesco, mi auguro che ci sia un altro governo a livello regionale in modo tale da poter realizzare una parte di queste cose con una sintonia istituzionale, non politica, perlomeno istituzionale, una correttezza di stile istituzionale nel rapporto tra istituzioni che, ripeto, devono avere chiunque governi e di qualunque colore politico, devono avere quale missione, quale vocazione quella di consegnare risultati positivi ai cittadini. In questo senso quelle cose, la città metropolitana è un rapporto stretto e in sintonia con la regione, porterebbero grandi benefici ai cittadini cagliaritani, anche in termini di risparmio in relazione alle tasse locali. La TARES prima di tutto con un nuovo sistema di tributi e soprattutto con finanziamenti da parte della regione per abbattere il costo del conferimento in discarica al Tecnocasic, che applica al comune di Cagliari e agli altri comuni dell'Interland le tariffe tra le più alte in Italia. Basterebbe un finanziamento regionale per migliorare e potenziare i forni, il sistema di recupero dei rifiuti, per dare un sollievo serio e consistente anche ai cittadini in termini di minori tasse da pagare. Mi auguro che il centro-sinistra al governo possa realizzare almeno una parte, diciamo, non per sorridere proprio per 5 anni, però almeno per uno. Grazie.